Chiamo sul palco il dottor Antonio Alessandro Gelsi dalla Banca del Sempione. Prego, dottor Corna. Prego. Ho un esempio recentissimo proprio che il dottor De Candi ha accennato dei beni. Noi abbiamo denunciato un cliente per un autocarro che non ci restituiva. Il PM ha emesso una sentenza, fra le altre stupidaggini che ha scritto anche che lui non può emettere il sequestro del bene perché potrebbe considerare la stessa cosa quando un mutuatario di un bene immobile non paga il canone. Quindi con questa sentenza ha praticamente annullato il senso della proprietà del bene che noi siamo. Quindi considerano molti PM, soprattutto a Bergamo ormai e a Milano, hanno questo concetto. Quindi quello che dice il dottor De Candia, che io condivido in pieno, perché ho sempre chiesto l'impegno di riacquisto del fornitore quando abbiamo comprato, purtroppo in molti casi non viene rispettato. Grazie. Vuole rispondere? No, ne prendo atto, naturalmente non anticipo nulla, anche perché poi ci sono alcune domande che mi deve porre Gelsi e che quindi daranno anche spunto a quello che risposta a quanto evidenziato dal Junior Corna. Bene, allora lasciamo spazio a un breve dibattito, purtroppo una decina di minuti, per approfondire quanto detto dal nostro direttore generale di Asilea. Prego. Buongiorno a tutti, ho il duro compito di iniziare i lavori, Gianluca. Il quadro sinottico, evolutivo del mercato, del leasing, è molto chiaro, nel senso che volevo subito entrare nel vivo, nel cuore della tua relazione. Sicuramente sui principali player del mercato leasing italiano hanno conosciuto una grande evoluzione, giusta, sbagliata, sicuramente che li ha portati ad assumere una nuova fisionomia, perché di questo si tratta. Si potrebbe quindi pensare a nuovi modelli di business, eventualmente anche alla parte competitività, ma la domanda che ti voglio porre è abbastanza chiara. Ma quale sarà la strategia vincente? Allora, questo penso che è una domanda che neanche Mago Telma riuscirebbe a rispondere, però mi è andata bene perché pensavo che mi chiedessi un commento anche a alcune scelte che avevano fatto, no, di recente alcune società di leasing, no, mi è andata bene. No, sicuramente individuare quella che è la possibile strategia vincente è veramente difficile. Io posso evidenziare solo un aspetto. Se è da 40 anni, più o meno, che esiste in Italia il leasing, è perché vi è stata una specializzazione, no? Sia esso nelle varie forme, leasing, operativo, finanziario, sull'asset. Più ci allontaniamo da questo concetto, no? Più è facile poi alla fine perdere business e perdere competitività. Se vogliamo tornare, quanto è stato almeno detto con riferimento a quel documento dell'ottobre 2012, no? Back to basics, cioè dobbiamo tornare alla centralità del ruolo dell'asset e intorno all'asset far ruotare tutto. Poi solo in questo modo il leasing può continuare a andare avanti, altrimenti diventiamo solo ed esclusivamente un finanziamento punto. E poi con le evidenze che no, anzi con la testimonianza che ha dato il leasing, perché poi è intervenuto come Corna, ma è la società chiamata il leasing. Quindi, in base alla slide che abbiamo visto sui nuovi modelli di business, secondo te quali sarebbero e più che altro come si potrebbero classificare, tenendo sempre conto come obiettivo primario, come punto di riferimento, il mantenimento poi delle proprie competitività che i vari player hanno in questo settore? Allora, ci sono delle esperienze, delle testimonianze recenti, no? Allora,
ognuna ha la sua peculiarità, no? Non sono scelte giuste o sbagliate, perché il fatto di avvicinarsi al cliente centrico, no? Quindi il modello cliente centrico non è detto che sia sbagliato. Noi abbiamo il modello Credem che funziona, se ci sono, no? Naturalmente colleghi Credem, quindi possono naturalmente incrociare le dita, però di fatto c'è un modello di riferimento che funziona da tempo, hanno un costo del rischio molto basso, è un modello che funziona e quindi è un modello a tendere a cui di fatto si stanno ispirando, adeguando alcune società di leasing. Ma resta il fatto che ce ne sono altri che invece ormai da anni continuano, grazie alla specializzazione, a saper gestire il fatto di essere proprietario del bene. Allora, qui non è uno sfogo, ma più che altro una sensibilizzazione. Due filosofie. Sono due filosofie, ma che ci possono stare tranquillamente. Però se noi continuiamo a pensare che il bollo auto è una scocciatura, io adesso la dico così, cioè noi abbiamo la proprietà del bene, paghiamo il bollo e lo facciamo ripagare al cliente, cioè è un servizio, cioè come avviene nel noleggio. Ora allora, ci sono tante problematiche sottostanti, però di fatto ci sono realtà, e lo testimoniano, che quella è una componente di business che porta dei risultati importanti. Ma perché non utilizzarli? Ci sono altre componenti, non tedio, però sulle assicurazioni mi sembra che come associazione abbiamo ottenuto qualcosa. Cerchiamo in questo comparto, naturalmente operando sempre correttamente secondo gli schemi e naturalmente le norme, no? E le disposizioni previste dall'IVAS, di poter sfruttare il fatto di essere proprietari del bene e anche di fare comunque dei margini. Ti posso chiedere quali sono ed eventualmente quali saranno le proposte, le iniziative che da qui eventualmente Assilea andrà a far partire per il bene di questo prodotto, ergo il leasing? Allora, io sono entrato a ottobre-novembre del 99 e vedevo il leasing dall'altra parte, no? Quindi mi occupavo di curatele fallimentari, usura, anche che è introdotto al 97, e vedevo il leasing dall'altra parte, no? E quindi entrando in Assia ho scoperto un altro mondo, però di fatto era un contratto atipico, studiavamo un contratto atipico. È passato qualche anno, rimane un contratto atipico. Allora, il fatto che il legislatore in maniera molto opportuna, adesso mi scatino, no, però in maniera molto opportuna abbia comunque introdotto il cosiddetto rent to buy, che è una disciplina, un negozio che è stato introdotto nello Sblocca Italia, che non si sa se parte, come parte, ci sono tanti problemi, però cioè, hanno tipizzato il rent to buy e noi abbiamo ancora, anzi non c'è ancora una legge sul leasing, o comunque nel nostro codice civile non è stato ancora tipizzato il leasing. Questa è un'assurdità, noi ci abbiamo provato anche come, no, come associazione tanti anni fa, non ci siamo riusciti. Però su questo ho avuto un mandato da parte del Consiglio di ottenere un riconoscimento nel codice civile della locazione finanziaria. Penso che ragionevolmente che ottenendo una disciplina che preveda l'inserimento nel codice civile della locazione finanziaria, come ad esempio in caso di risoluzione per inadempimento, perché l'abbiamo, no, nella fallimentare, possa in qualche modo, no, evitare casi come quelli che ha esposto da Junior Corna, no, sul leasing. Quindi su questo stiamo concentrando la nostra attenzione. Dall'altro stiamo cercando anche di creare nuove opportunità di business. A giugno con il partito di maggioranza di fatto stiamo portando avanti l'introduzione del leasing abitativo prima casa per i giovani. Abbiamo già in corso i calcoli, chi mi conosce sa che sono abbastanza malato di numeri, quindi se non ho i numeri dietro non mi muovo, e quindi stiamo cercando anche di creare nuove opportunità di business per il settore. Poi chi vuole ci può andare, chi non vuole potrà dedicarsi a sviluppare il leasing tradizionale, quindi quello anche di avvicinare il mondo dell'abitativo al leasing, e questa è un'altra, naturalmente la priorità è un riconoscimento nel codice civile del leasing, e dall'altro creare nuove opportunità, quale può essere invece il leasing abitativo ai giovani.
Ci sono eventualmente delle domande su cui, visto che abbiamo qui l'esimio Gianluca De Candia, che possono venire dalla platea, a cui possiamo, forse l'avvocato Colomba. Sì. Siete davvero sicuri che un riconoscimento legislativo del contratto di leasing farebbe bene al settore? In questo senso, quello che ha consentito probabilmente al leasing di sopravvivere alle mutevolezze del mercato è stata la sua capacità di adattamento. Il riconoscimento all'interno di una norma potrebbe rendere il contratto più rigido e meno flessibile. La domanda è è alquanto pertinente, perché un motivo ci sarà, no? Perché poi alla fine non abbiamo mai ottenuto, no? Una vera e propria legge, però i tempi cambiano, perché il mondo è cambiato anche per noi, e forse è giunto per il noi dalla momento. Svizzera è cambiato, quindi Sì, è cambiato in generale. E quindi forse è giunto il momento di ottenere un vero e proprio riconoscimento, ma questo anche per dare certezza non solo a chi investe, cioè ai nostri operatori nazionali, ma anche a chi investe all'estero. Cioè è assurdo che a livello europeo noi siamo l'unico in cui non abbiamo, cioè dove il leasing è un contratto atipico. E alla luce, poi oggi si parlerà, ci sono temi molto importanti, molto interessanti, cioè alla fin fine alcune situazioni non le stiamo soffrendo proprio perché c'è una tipicità del negozio. Diciamo quindi ringraziamo per l'attenzione innanzitutto e diciamo buona continuazione, quindi work in progress ai lavori. Buon proseguimento con i lavori, grazie.